possibile, con te gli occhi miei si aprono, le fortezze cadono, io vivo per te, niente è impossibile. Voglio vivere per te, con quello che mi insegnerà. Per fede so che sei qui con me. Per fede niente è impossibile. Con te posso ogni cosa, se Dio è con me, niente è impossibile. Con te gli occhi miei si aprono, le fortezze cadono, io vivo per te, niente è impossibile. Voglio vivere per te, con quello che mi insegnerà. Per fede so che sei qui con me. Per fede niente è impossibile. Con te posso ogni cosa, se Dio è con me, niente è impossibile. Con te gli occhi miei si aprono, le fortezze cadono, io vivo per te, niente è impossibile. Credo in te, credo in te, credo in te, credo in te, Gesù. Credo in te, credo in te, credo in te, credo in te, Gesù. Credo in te, credo in te, credo in te, credo in te, Gesù. Credo in te, credo in te, credo in te, credo in te, Gesù. Credo in te, credo in te, credo in te, credo in te, Gesù. Credo in te, credo in te, credo in te, credo in te, Gesù. Credo in te, credo in te, credo in te, credo in te, Gesù. Credo in te, credo in te, credo in te, credo in te, Gesù. Con te posso ogni cosa, se Dio è con me, niente è impossibile. Con te gli occhi miei si aprono, le fortezze cadono, io vivo per te, niente è impossibile. Credo in te, credo in te, credo in te, credo in te, Gesù. Credo in te, credo in te, credo in te, credo in te, Gesù.
Padre, questa mattina vogliamo ringraziarti, benedirti per il tuo grande amore per noi, perché tu ti sei rivelato a noi e abbiamo potuto conoscere il tuo grande amore. Ti preghiamo per quanti ancora non hanno sperimentato questa meravigliosa gioia. Ti preghiamo che tu possa aprire i loro cuori affinché possano vederti, Padre. Apri i nostri occhi, apri i nostri cuori, vogliamo vederti, vogliamo sentire la tua presenza qui questa mattina, Padre, qui e in ogni luogo dove si celebra il tuo nome, anche nei luoghi perseguitati. Ti preghiamo per i nostri fratelli e sorelle, dai loro forza, dai sostegno e fa che i loro persecutori si possano convertire a te, Padre, che possano vedere grandi conversioni, e opera ancora, Padre, anche attraverso sogni, rivelati, e ogni persona che ha bisogno questa mattina lo mettiamo davanti al tuo trono, perché sappiamo che tu opererai, nel nome di Gesù. Amen. Signore, apri i miei occhi, Signore, voglio vederti, voglio vederti. Apri i miei occhi, Signore, apri i miei occhi, Signore, voglio vederti, voglio vederti. Apri il mio cuore, Signore, apri il mio cuore, Signore, voglio vederti, voglio vederti. Apri il mio cuore, Signore, apri il mio cuore, Signore, voglio vederti, voglio vederti. Splendere, Signore, nella luce della tua gloria. Versa il tuo amore su noi mentre cantiamo Santo, Santo. Apri i miei occhi, Signore, apri i miei occhi, Signore, voglio vederti, voglio vederti. Apri il mio cuore, Signore, apri il mio cuore, Signore, voglio vederti, voglio vederti. Vederti splendere, Signore, nella luce della tua gloria. Versa il tuo amore su noi mentre cantiamo Santo, Santo. Di splendere, Signore, nella luce della tua gloria. Versa il tuo amore su noi mentre cantiamo Santo, Santo. Santo, Santo, Santo. Santo, 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 voglio vederti. Chiesa, cantiamo insieme. Santo, 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 voglio vederti. Santo, 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 voglio vederti, vederti splendere, Signore, nella luce della tua gloria. Versa il tuo amore su noi mentre cantiamo Santo, Santo, vederti splendere, Signore, nella luce della tua gloria. Versa il tuo amore
meraviglioso sei, chi è come te, Gesù. Solo tu puoi ristorare e rinnovare il mio cuore. Meraviglioso sei, per l'eternità il canto mio sarà. Hai conquistato ogni parte di me, meraviglioso sei. Padre di grazia, nessun altro è come te. Tu soltanto puoi guarire le ferite che ho nel mio cuore. Meraviglioso sei, per l'eternità il canto mio sarà. Hai conquistato ogni parte di me, meraviglioso sei. Meraviglioso. Meraviglioso sei, per l'eternità il canto mio sarà. Hai conquistato ogni parte di me, meraviglioso sei. Io non desidero che 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 meraviglioso sei, per l'eternità il canto mio sarà. Hai conquistato ogni parte di me, meraviglioso sei. Meraviglioso sei, per l'eternità il canto mio sarà. Hai conquistato ogni parte di me, meraviglioso sei. Hai conquistato ogni parte di me, meraviglioso sei.
Tu sei santo, Signore. Sentiamo la Tua presenza in mezzo a noi, Signore. Fratelli, sorelle, continuiamo in questa attitudine di adorazione. Il Signore cerca degli adoratori che lo cercano in spirito e verità. Presentati davanti al Signore stamattina così come sei, in verità, perché sarai guarito. Il Signore è qua che passeggia in mezzo a noi, fratelli. Se senti di inginocchiarti nella tua sedia, lì dove sei, fallo. Non guardare a chi è intorno, guarda al Signore stamattina. Gloria al nome del Signore. Continuiamo ad adorare il Signore, fratelli. Canto semplice d'amore per Gesù, mio Redentore, per tutto quello che tu hai fatto. Io ti ringrazio, oh mio Signore. Cuore è contento perché appartengo solo a te e per sempre voglio stare fra le braccia tue d'amore e per sempre tue d'amore, vicino a te, fra le braccia tue d'amore. Un canto semplice d'amore per Gesù. Tutto quello che tu hai fatto, io ti ringrazio, oh mio Signore. Il mio cuore è contento perché appartengo solo a te. Per sempre voglio stare fra le braccia tue d'amore e per sempre voglio stare fra le braccia tue d'amore. Vicino a te, fra le braccia tue d'amore. Vicino a te, fra le braccia tue d'amore. Fra le braccia tue d'amore. Gloria a Gesù. Tutti vogliamo stare fra le braccia del Signore, vero? Il Signore dà la pace che il mondo non dà. L'unico modo per avere la pace è stare fra le braccia del Signore. E stamattina, se sei scoraggiato, se non hai forze,
Apri il tuo cuore al Signore, perché il Signore è onnipotente, fa cose che nessun uomo può fare. Può liberarti in spirito, può cambiare, trasformare la nostra vita, Signore, stamattina. Il problema, dice l'Apostolo Pietro, gettalo addosso al Signore il tuo problema che hai, vedrai che il Signore interviene, il Signore ci trasforma, alleluia. Va bene, allora oggi abbiamo il fratello Mariano che ci porta la parola di Dio, il messaggio. Il fratello Mariano è un servo del Signore, nascosto in Cristo, ma importante, perché piace al Signore anche se non piace a me. La cosa è reciproca, non ci piacciamo. Stiamo scherzando. Dio ti benedica, Dio ci benedica. Allora, tieni questo, che io ce l'ho. Pace a tutti. Con Ottavio ci piace scherzare sempre, no? Ieri siamo andati alla raccolta alimentare e abbiamo raccolto un po' di pasta. Tutti ci donavano pasta e allora così ogni tanto ci chiedevamo: ma cosa ti ha dato quel signore là? Dentro il sacchetto cosa c'è? E lui diceva: ma secondo me ci sarà pasta. E abbiamo riempito proprio letteralmente delle scatole di pasta, tante. Ecco, alle sorelle che devono portare dei piatti tipici della loro nazione, ecco, mi raccomando, non portate solo quei piatti che si appendono ai muri con i ricami, con i disegni, portate proprio il cibo dentro. Il piatto non ci interessa tanto, potete portare anche un vassoio, potete portare qualcosa di alluminio, di ferro, d'acciaio, ma il piatto tipico non interessa, interessa il cibo. E se sento un po' di eco, che mi sento un po' rimbambito, quindi... Allora, Ottavio ha già predicato in pratica, ha parlato del Signore, dei doni che il Signore dà, della pace che il Signore dà. Io posso anche scendere, vi posso leggere un versetto della scrittura e siamo a posto. No, l'avvocato Robert ha detto di no. Ecco, toglimi l'eco per piacere, se no a una certa età si perde anche l'equilibrio, insomma, no? Quest'oggi, intanto, vi volevo chiedere una cosa. Ottavio ha già ringraziato per il gruppo di Gedeoni, io sono contento anche ieri per la raccolta alimentare, che è veramente un servizio che la Chiesa sta facendo a tutti, e questo è veramente opera del Signore. Prima che mi dimentichi, volevo che vi poteste ricordare nelle vostre preghiere di pregare per il pastore che avevamo a Vicenza, fratello Enzo Specchi, che è stato ricoverato in ospedale. Ecco, lui è originario della Sicilia, ma ha amministrato per tantissimi anni a Vicenza, ha fatto crescere la chiesa di Vicenza e di Padova. È in ospedale e confida nelle nostre preghiere. L'ho sentito, ho detto che avremmo pregato per lui. Ecco, molti di noi, fratello Palmiro, la sorella Silvia, fratello Gianni, la sua moglie, fratello Sergio e Pola, veniamo dalla chiesa di Vicenza, siamo cresciuti sotto i suoi insegnamenti e vogliamo ricordarci di lui nelle preghiere. Volevo parlarvi oggi, volevo condividere con voi, intanto pregate per me, perché quando si è qua si vorrebbe dire tante cose. Dopo la testa vola, soprattutto se ha una certa età, e ti chiedi: ma quella sorella o quel fratello perché mi sta guardando in quella maniera? Sto dicendo qualcosa di sbagliato? No. Allora ci sono un sacco di pensieri, di voci, di cose, vero Romeo? Ecco. E per cui si vorrebbero dire tante cose, e tante cose, soprattutto a una certa età, se le dimentica e si va a finire che si dicono altre cose, ma confido che lo Spirito Santo mi aiuti. È un messaggio di esortazione, perché per prima cosa chi è qua, se ha ricevuto qualcosa da parte del Signore, l'ha ricevuto come insegnamento Lui stesso. Io non posso dirvi o darvi delle cose che non ho ricevuto, o non posso condividere un pensiero con voi se il Signore non me l'ha dato prima. Ecco, io ho pregato per questo, dopo il Signore mi ha detto qualcosa, ci devi aggiungere anche qualcosa di tuo, magari delle tue meditazioni, dei tuoi pensieri, ma questo serve sempre per l'utile comune di ciascuno di noi.
A quello che ha aggiunto e ha detto Ottavio vorrei dire che le cose invisibili, a me è saltato subito all'occhio, sono eterne. Amen. Perché, grazie dell'Amen, mi ha incoraggiato, perché noi vediamo tutto quello che vediamo attorno a noi, ma sappiamo che tutto quello che abbiamo attorno un giorno sparirà. Noi stessi siamo polvere, siamo carne e torneremo in quello stato. Le belle opere d'arte che noi vediamo, qualsiasi cosa, i nostri lavori, le nostre fatiche, un giorno spariranno, ma le cose eterne del Signore, compresa la sua parola, rimarranno per sempre e questo ci incoraggia. Vorrei leggere con voi alcuni versetti del capitolo 24, vi farò un po' saltare, un po' a destra, un po' a sinistra, del capitolo 24 di Matteo e del capitolo 25. Voi avete visto il titolo che abbiamo dato, Mariana mi ha mandato un'immagine, servi, servitori in attesa. Non sapevo trovare un'immagine diversa, ma si vedono, ho notato subito, le scarpe sporche di quella persona là e ho detto, questo qui di sicuro ha fatto un lavoro per qualcuno. Ed è in attesa o di un riposo o di una chiamata o di tante cose, però in quel momento lì è in attesa. Benissimo. Capitolo 24 del Vangelo di Matteo e capitolo 25. Matteo era un ebreo e se voi trovate i Vangeli in ordine troverete per primo il capitolo di Matteo. E mi sono chiesto come mai c'è questo ordine e la risposta che mi sono data è stata questa. Matteo era un ebreo che ha continuato a scrivere il primo libro, in questo caso lo troviamo il Vangelo di Matteo, perché tutto quello che abbiamo trovato prima, dalla Genesi fino all'ultimo dei profeti, era stato scritto per dei giudei, per degli ebrei. E Matteo sottolinea la genealogia, inizia dal capitolo primo, la genealogia di Gesù. E dice, ma Gesù è nato da Abramo. E via, comincia a scrivere tutti i nomi di tutte le famiglie per dire, se avete qualche dubbio, sappiate che sto parlando di qualcuno che è del vostro popolo. C'è un episodio molto particolare, perché mi è rimasto impresso in modo particolare questo Vangelo? Perché nella chiesa di Vicenza, tanti anni fa, venne un predicatore che veniva dall'Olanda. Rimase una settimana. C'era Sergio, c'era Gianni, c'era Palmiro, rimase una settimana o in chiesa o fuori dalla chiesa e per una settimana predicò su Matteo 24. Una settimana. Era molto particolare, lui faceva il giornalista, aveva ricevuto una chiamata da parte del Signore e a un certo punto aveva fatto una carovana, ma con dei veri e propri rimorchi, con le ruote, tirati da trattori, aveva fatto una carovana e si fermava in ogni chiesa dove lo accettavano a predicare. Non so se Carlo te lo ricordi tu. Hai un ricordo? No. Lidia, non avete questo? Sì, ecco. E praticamente per una settimana questo fratello, con tutta una serie di personaggi, sembrava la carovana del West, perché quando si mettevano in cerchio erano proprio tutti chiusi, e c'erano trattore, rimorchio, qualche automobile in mezzo, e per una settimana questo predicò Matteo 24. E voi sapete di cosa si parla in Matteo 24? Si parla un po' del segno degli ultimi tempi, è un messaggio che Gesù diede, come dire, di ammonimento e di avvertimento alla Chiesa. In modo particolare, e vorrei che andassimo Matteo 24, il versetto 30-31, prendetelo con me, spero che abbiate le Bibbie, perché i telefonini non sono mai simpatici. Allora, dice, versetto 30, apparirà nel cielo il segno del Figlio dell'uomo, e allora tutte le tribù della terra faranno cordoglio e vedranno il Figlio dell'uomo venire sulle nuvole dal cielo, con gran potenza e gloria, e manderà i suoi angeli con un gran suono di tromba per riunire tutti i suoi eletti dai quattro venti, da un capo all'altro dei cieli. Il Signore ritorna,
Sei pronto? Sei in attesa anche tu? Sono in attesa del suo ritorno? Perché guardate che lui ci parla del suo ritorno. Sono 2000 anni che si parla del ritorno di Cristo. Però questi periodi si stanno accorciando sempre di più. Se voi leggete quello che è scritto in Matteo 24 prima, voi udrete parlare, come ha sottolineato il nostro fratello Ottavio, voi sentirete parlare di guerre, di terremoti, di carestia, insorgerà regno contro regno, sarete maltrattati, sarete perseguitati, perché questo non lo stiamo nel bene o nel male ancora vedendo, ma Gesù ci ha avvisato. E questo ci parla proprio del ritorno del Signore. Non era una cosa, come dire, scontata. Se ricordate, alcuni anzi non era scontata, alcuni l'aspettavano proprio in quel momento, tant'è che Paolo deve scrivere una lettera e dire: se qualcuno a questo punto sta pensando che il Signore stia tornando immediatamente e non vuole più lavorare, faccia di meno anche di mangiare. Avete presente che c'è scritto questo passaggio? Ha detto: perché se aspettate il Signore e ritorna e vi sedete lì e state fermi, allora quella persona non mangi neanche, ma piuttosto si affatichi a guadagnare il pane onestamente lavorando con le proprie mani. Vorrei portarvi, siccome Mariano è un po' particolare, ormai lo sapete, vorrei portarvi a leggere una scrittura del famoso credo. Allora, in mezzo a noi abbiamo fratelli che sono di derivazione, diciamo così, ortodossa. Posso vedere chi magari, eccolo là, benissimo, fratelli che magari sono nati nella fede ortodossa, fratelli che sono nati nel mondo cattolico, non so, posso vedere? Ecco, qualcuno di noi è nato in un mondo, fra virgolette, dove c'era la religione musulmana, giusto? Eccola. Qualcuno molto probabilmente, venendo dall'Africa, aveva anche una cultura, una tradizione, una religione animista. Ma nel 325 d.C., il primo concilio che si è riunito della Chiesa ha stabilito un credo. Adesso io vorrei leggervelo qui alle mie spalle insieme con voi. Chi è stato cattolico sa che ogni volta questo credo si recitava. Perché? Cosa diceva di particolare questo credo? Parlava del ritorno del Signore. Ed è, credetemi, a meno che non ci sia un teologo che magari mi potrebbe smentire, è tutto, diciamo, scritturale, è biblico. Se i fratelli me lo possono mettere, ve lo leggo. Credo in un solo Dio, Padre Onnipotente, alcuni di noi lo sanno a memoria, creatore del cielo e della terra, di tutte le cose visibili e invisibili. Credo in un solo Signore, Gesù Cristo, unigenito, Figlio di Dio, nato dal Padre prima di tutti i secoli. Dio da Dio, luce da luce, Dio vero da Dio vero, generato, non creato, della stessa sostanza del Padre. Per mezzo di Lui tutte le cose sono state create. Parliamo anche di Gesù qua. Per noi uomini e per la nostra salvezza discesa dal cielo e per opera dello Spirito Santo si è incarnato nel seno della Vergine Maria e si è fatto uomo. Guardate che forse mancava una frase perché parlava di Gesù. Gesù Cristo, figlio. Fu crocefisso per noi sotto Ponzio Pilato, morì e fu sepolto. Il terzo giorno è risuscitato secondo le Scritture. È salito al cielo, siede alla destra del Padre e di nuovo verrà nella gloria per giudicare i vivi e i morti e il suo regno non avrà fine. È tutto biblico. Mi pare che fosse saltato, credo nello Spirito Santo, credo nella Chiesa, una santa cattolica, parentesi, cattolico vuol dire universale, non vuol dire romana, cattolica romana. Ecco, nel 320 i fratelli si sono seduti e hanno detto: stiliamo un credo che sia valido per tutti. Credo in un solo battesimo per il perdono dei peccati, aspetto la resurrezione dei morti e la vita del mondo che verrà. Amen. L'abbiamo recitato tante volte nella Chiesa cattolica, però c'è un qualcosa di particolare. Parla del ritorno di Gesù.
ritornerà in gloria per giudicare i vivi e i morti. E noi stiamo aspettando il ritorno di Gesù. Ho sentito solo un sì, ci voleva un amen. 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 Noi stiamo aspettando il ritorno di Gesù. Amen. Amen. Non è un amen cattolico, amen. È un amen, amen. Amen. Aspettiamo il ritorno di Gesù. Purtroppo, tante volte, avete presente, sempre in questo capitolo c'è la parabola, sempre vicino lì, c'è la parabola delle 10 vergini. Stanno aspettando lo sposo. La Chiesa sta aspettando il ritorno di Gesù. Le vergini stanno aspettando lo sposo che simboleggia Gesù. Però cosa succede? A un certo punto, incredibile, si addormentano tutte e 10. Non è che ce ne siano 5 di più brave e 5 di meno brave. Si sono addormentate tutte e 10. Allora, ecco, nel corso della mezzanotte si ode un urlo. Sveglia, è arrivato lo sposo! E tutte quante, sono, sveglia, Tutte quante si sono svegliate. Però, cosa è successo? Mezzanotte. Ho pensato anche che orario strano per un matrimonio, uno sposo che arriva a mezzanotte. Cioè, finita la giornata, cosa dici? Ti sei sposato a mezzanotte? Non penso, no? Ecco, ci si sposa la mattina, mai che vada al pomeriggio, ma a mezzanotte uno sposo che arriva è un po' tardi. Ma prima bisogna sposarsi, però, non è che si taglia solo la torta. E allora queste vergini, in qualche maniera, ce n'erano 5 che si erano, fra virgolette, preparate, avevano portato l'olio, perché a mezzanotte non ha detto accendi la luce, attacca il riflettore, eccetera. Una volta si girava quello che in dialetto si chiamava canfin, una lampada, no? E lì se avevi da bruciare vedevi qualcosa, se no eri al buio, ed era buio assoluto. Ecco, queste vergini stavano aspettando il ritorno dello sposo. La Chiesa sta aspettando il ritorno dello sposo? Ecco, perché del ritorno di Gesù, nella parola di Dio, si parla almeno, leggevo perché non le ho contate, 1800 volte. Cioè non è che ci sia la voce solo Gesù ritorna, si parla 1800 volte. Se noi dovessimo fare una media, ho fatto un conto, di tutto quello che leggiamo ogni giorno, e volesse il Signore che noi potessimo leggere ogni giorno, io per primo, minimo leggeremo del ritorno del Signore 5 volte in un giorno, perché 5 per 365 fa circa 1800 volte, 4.9 eccetera eccetera. Quindi è una dottrina, è una cosa, è una viva speranza, non importante di più, perché come la salvezza, una volta che abbiamo accettato la salvezza, è importante aspettare il ritorno del Signore. E sarà una venuta improvvisa. Abbiamo letto delle 10 vergini, ma tante volte noi non solo siamo addormentati, ma siamo anche occupati dalle faccende quotidiane di tutti i giorni. Non so, fratello, sorella, amico che sei qua, se hai mai pensato delle volte, caspita, oggi ho proprio sprecato una giornata. Sono andato a fare la spesa, sono andato a lavorare 8 ore in ufficio, in fabbrica, ho dovuto riparare la macchina, ho portato i bambini a destra e a sinistra, ho pulito casa, ho fatto questo, ho telefonato a quell'altro, eccetera, e la tua giornata è andata via. Cosa è rimasto di veramente valido e importante di quella giornata? Quanto tempo ho passato con il Signore? Che cose interessanti, buone e valide ho potuto fare per l'opera del Signore? Ecco, tante volte siamo occupati nelle faccende di tutti i giorni e sono quelle cose che vediamo, che tocchiamo, ma non sono quelle che sono invisibili e che durano per l'eternità. Siamo occupati dalle cose quotidiane e siamo assorbiti tante volte da questo. Ecco, questo ci parla anche di quello che dovremmo fare nell'opera del Signore, del servizio. Voi sapete che il pastore, adesso non c'è ma lo possiamo dire anche perché non è un segreto, tante volte parla e dice: oh, ho una certa età,
ho compiuto 8 anni e ha compiuto gli stessi anni miei e ha compiuto gli stessi anni di Palmiro, siamo in una classe eccezionale, però abbiamo una certa età. Come? Stupendi, modesti a parte, ma abbiamo una certa età. E il pastore giustamente è preoccupato e dice: ma dietro il pastore chi viene? E a me ha aperto un attimo il cuore domenica scorsa, che ho visto tutti quei bei fratelli che erano qua, c'era Romeo, c'era l'Arianna, c'era Nino, c'era, adesso scusatemi quelli che dimentico, e ho detto: ecco la Chiesa che viene e ha già una certa età. Quindi un occhio ai giovani, un occhio agli adolescenti, un occhio ai ragazzi, perché saranno loro il futuro della Chiesa. Quando sto correndo, sapete, no, quando uno corre la staffetta ha il testimone, ed è così. Chi è pronto a prendere il testimone dietro? A una certa età si corre più lentamente, ma qualcuno deve correre più in fretta, ok? Bisogna essere pronti a prendere questo testimone, a sentire una chiamata. Voi sapete che io la domenica, se riesco, posso andare anche a Vicenza, perché vengo da una chiesa di Vicenza, e per me una chiesa dove sono nato è come la chiesa che sto frequentando, non c'è nessun problema. Se la dottrina viene predicata, se hai amore per i fratelli, se sei nato in una parte ma stai servendo anche in un'altra, non c'è assolutamente, perché Gesù ha fatto una chiesa sola, amen, e ha detto: amatevi gli uni gli altri, amen. Ecco, vedo veramente un fiorire di giovani, ragazzi di 25, 27, 30 anni, che hanno preso proprio in cuore la chiamata al servizio del Signore. Uno di 32-33 anni è diventato anche pastore di una comunità a Thiene. Io l'ho visto nascere, questo ragazzo qua. Ma è bello vedere queste cose qua. È bello vedere i giovani che servono il Signore. Perché quello che magari rattrista un po' è entrare in qualche chiesa e vedere tutte persone che magari hanno 50, 60, 70 anni e non ci sono giovani. La Chiesa deve andare avanti e noi siamo chiamati a far andare avanti la Chiesa tutti insieme, portando i nostri figli alla scuola domenicale, portandoli ai campeggi, facendogli fare un'esperienza, pregando per loro, perché dopo una certa età, almeno come è successo, prendono anche strade diverse. Ma l'insegnamento che abbiamo dato, io sono certo e sicuro che rimane nel cuore. Ho un fratello, quando ero più giovane, insegnavo agli adolescenti nelle scuole domenicali. E ne avevo 5, 6, 7. C'è un fratello che a 50 e passa anni, con una bambina piccola, eccetera, si è sposato, si è trovato in un estremo grado di sofferenza. Famiglia distrutta, però si è ricordato di quello che sentiva quando era ragazzino. La mamma, credente, ha continuato a pregare per lui, penso, per quasi 40 anni. E la prima cosa che ha fatto quando si è trovato nella difficoltà è stata quella di ritornare in chiesa. Io vi sto vicino come se fosse ancora un ragazzo adolescente, perché c'è un bel rapporto fra me e lui, doveva essere anche qui oggi, ma la mamma ha avuto fede per pregare per lui per 40 anni. Gloria a Dio. E un'altra bellissima testimonianza, visto che Ottavio ne ha fatta una, appena convertito, io sono sposato da 35 anni. Ho avuto anni prima in cui ho frequentato la chiesa senza essere sposato e i primi anni sono andato con un fratello e sua moglie in Polonia perché lui aveva sposato una polacca. Siamo andati in Polonia quando c'era ancora il muro di Berlino, quindi stiamo parlando della preistoria. E questa mamma aveva un figlio e una figlia. Il figlio ha 55 anni, il figlio ha 55 anni, forse anche qualcuno di più, 57 può darsi. Ebbene,
Questo, quando la mamma lo portava in chiesa, scappava dalle finestre della scuola domenicale. Cioè lui ha detto: io non sono mai andato in chiesa. Purtroppo ha avuto una malattia gravissima, è entrato in pronto soccorso perché aveva tanto mal di testa, gli hanno detto: lei è meglio che resti qui, ed è finito ricoverato in ospedale. Purtroppo una brutta malattia, è stato operato, è andato sotto anestesia. La mamma, io penso, sarà 55 anni che prega per lui. Quando si è svegliato dall'anestesia, ha detto: io ho conosciuto il Signore. Ho visto delle cose che sono rimasto in ospedale un giorno e per 3/4 d'ora continuava a parlarmi. Ho visto delle cose che non avrei mai pensato di vedere. Ho visto un trono bianco, degli anziani, e lui mi provava a spiegare, perché ero lì anch'io sbalordito. Ha detto: ma io non pensavo che fosse così semplice conoscere il Signore. Ma lui l'ha dovuto conoscere nel momento che è entrato sotto in sala operatoria e gli hanno aperto la testa. E quando si è svegliato ha cominciato, la prima cosa che ha fatto, ha chiamato sua mamma e ha detto: mamma, ho conosciuto il Signore. Mamma, ha detto, sono rimasti mezz'ora a piangere insieme al telefono perché la mamma era in Polonia. Ecco, queste sono le cose meravigliose che fa il Signore. Quindi anche noi non smettiamo non sconfortiamoci, ecco, lasciatemi usare questo termine. Continuiamo, insistiamo a pregare, perché il Signore è fedele e risponde. Ecco, questi fratelli che sono venuti avanti hanno dimostrato che stanno prendendo a cuore l'opera del Signore, che si stanno impegnando per un servizio. Allora, l'incoraggiamento, l'esortazione che ti sto dando, che mi sto dando, non essere un credente che viene alla domenica solo per il culto o per una riunione infrasettimanale. Cerca di essere un credente attivo. Cerchiamo di essere dei credenti attivi nel limite delle nostre possibilità. Se non puoi neanche far niente, prega, perché quello è già il lavoro più grande. Se non riesci a fare niente, dico, perché guardate, dal preparare gli strumenti, a pulire il locale di culto, ad aprirlo ed chiuderlo, a fare qualsiasi cosa, a portare degli opuscoli, a evangelizzare, a cantare nel gruppo, a far parte del gruppo della raccolta alimentare piuttosto che di altre cose, di altre attività. Possiamo fare tante cose ed è importante, perché dice la scrittura: qual è mai il servo fedele, sto leggendo dal verso 45, qual è mai il servo fedele e prudente che il padrone ha costituito sui domestici per dare loro vitto a suo tempo? Beato quel servo che il padrone, arrivando, cioè quando tornerà, troverà così occupato. Io vi dico in verità che lo costituirà su tutti i suoi beni. Ecco, qui entriamo in un campo dove una volta c'era il servo, c'era il padrone, oggi ci sono delle cose che magari sono lontane dalla nostra cultura, perché se voi guardate il Vangelo è scritto in maniera talmente semplice ed è rivolto a un popolo che faceva il pastore, che era contadino, perché le parabole parlano tutte di queste cose, del grano che viene mietuto, del bue che va nel fosso, che lo devi o non lo devi tirare su, del fico che viene zappato alle radici, della vendemmia, della potatura delle viti e dei tralci. Cioè non si parla di computer, non si parla di macchine ecologiche, non si parla di lampadine, si parla di cose dei campi, degli animali, della natura. Oggi noi abbiamo perso anche questo senso perché pochi di noi vengono da un mondo così o l'hanno conosciuto, soprattutto i giovani. Ecco, alcuni di noi sì, sanno queste cose e le capiscono, ma tante volte cosa vuol dire arare con un giogo? Il gioco dove ci sono due bestie messe insieme, tenute insieme, e magari spesso e volentieri c'è la più vecchia che insegna alla più giovane come fare, a muoversi con calma, seguendo il passo e gli ordini del contadino, no? Ecco, sono tante cose che noi non sappiamo, abbiamo perso. Però la parola di Dio è semplice e ci parla di queste cose. Parliamo anche di servi. Questo servo
che sembrerebbe addirittura un servo cattivo, perché dice beato quel servo che il padrone arrivando troverà occupato, no? Ecco, questo è un capo dei servi che tiene sotto di lui qualche servo. Tenete presente che nelle parole tante volte c'è anche il segreto di una spiegazione. Noi oggi diciamo la parola, per esempio, ministro, e subito diciamo il ministro è persona importante. Ministro, l'origine della parola arriva da ministrare, dare la minestra. Cioè, io ti servo, sono lì col pentolone e do a tutti qualcosa, do al cibo. Sì, sono una persona importante, ma ti sto ministrando, ti sto dando qualcosa che a te serve. Ecco, oggi il ministro sembra una cosa intoccabile, in realtà era qualcuno che serviva, un servitore. Vuoi essere grande? Devi servire, bravo, grazie. E allora ti verrà riconosciuta questa grandezza. È proprio, sembra quasi una cosa, un contrario, no? Vuoi essere grande? Vuoi essere riconosciuto? Vuoi essere stimato? Devi servire. Amen. Ed è per tutti e lo possiamo fare tutti. Ma io non so cosa fare, non so come muovermi. Guarda che di lavoro ce n'è da fare sempre. Fosse anche mettere in ordine le sedie della chiesa quando sono spostate, lo puoi fare. Fosse da portare un pacco a una famiglia, come stiamo facendo, lo puoi fare. Fosse anche da portare le scatole vuote per fare quei pacchi, lo puoi fare. Il Signore ci chiama ad essere dei servitori. Amen. E se per qualche motivo non puoi fare niente, abbiamo detto, prega. Io vi porto al versetto numero 13 del capitolo sempre 25 e dice ancora: vegliate dunque perché non sapete né il giorno né l'ora. Versetto 31, e qui vi leggo un passo e dopo concludo, anzi più di un verso. Quando il Figlio dell'uomo, abbiamo parlato del ritorno di Gesù, verrà nella sua gloria con tutti gli angeli, prenderà posto sul suo trono glorioso e tutte le genti saranno riunite davanti a lui ed egli separerà gli uni dagli altri, come il pastore separa pecore da capri. E metterà le pecore alla sua destra e i capri alla sua sinistra. Allora il re dirà a quelli della sua destra: venite voi, i benedetti del Padre mio, ereditate il regno che vi è stato preparato fin dalla fondazione del mondo. Perché? Perché ebbi fame e mi deste da mangiare, ebbi sete e mi deste da bere, fui straniero e mi accoglieste. Fui nudo e mi vestiste, fui ammalato e mi visitaste, fui in prigione e veniste a trovarmi. Allora i giusti gli risponderanno: ma Signore, quando mai ti abbiamo visto affamato, o ti abbiamo dato da mangiare, o ti abbiamo dato da bere, o ti abbiamo visto ignudo, eccetera, eccetera. E il re, sottolineo il re al versetto 40, risponderà loro: in verità vi dico che in quanto lo avete fatto a uno di questi miei minimi fratelli, lo avete fatto a me. Allora dirà anche a quelli della sua sinistra: andate via da me, maledetti del fuoco eterno, preparato per il diavolo e per i suoi angeli, perché ebbi fame e non mi deste da mangiare, non mi deste da bere, non mi accoglieste, non mi vestiste, non mi visitaste. E allora questi rispondendo dissero: Signore, quando ti abbiamo visto aver fame o sete, straniero, ammalato, ignudo, in prigionia e non ti abbiamo assistito? Allora risponderà loro: in verità vi dico che in quanto non l'avete fatto a uno di questi minimi, non l'avete fatto neppure a me. Questi se ne andranno a punizione eterna, ma i giusti a vita eterna, i giustificati a vita eterna. E qua io mi fermo. Il Signore ha preparato delle opere per noi perché le praticassimo. La prima cosa che in ogni caso dobbiamo fare è accettare il suo sacrificio. L'abbiamo letto anche in quel credo. Morì sotto Ponzio Pilato,
fu crocefisso, risuscitò e fu sepolto. Fu sepolto e risuscitò. Ed è alla destra del Padre ed intercede per noi. Quindi Gesù è vivente. Gesù è vivente e ci chiede, come esseri viventi, di fare qualcosa per la sua gloria, ma soprattutto lui parla degli ultimi, ci dice, ci sono degli ultimi che nessuno guarda, però quegli ultimi sono miei, io sono in loro. Se fate qualcosa per loro è come se lo faceste a me. Ed è una parola molto dura che dice, se non fate qualcosa per questi ultimi, io vi dirò, andate via da me. Ma la Chiesa so che, fra virgolette, si è attivata per lavorare anche con gli ultimi. Che il Signore ci aiuti a farlo di più, ci aiuti a farlo con i perduti soprattutto, perché noi possiamo portare sì del cibo, ma dobbiamo dare del cibo spirituale. Amen. Dobbiamo portare la salvezza. Concludo con l'immagine che abbiamo visto forse per telefono nella chiesa del fratello Gennaro. Bellissima. Ho detto, questi qui sono forse avanti anni luce. Sono andati, un fratello o un nipote, non mi ricordo, doveva sposarsi, e questi hanno organizzato un matrimonio. Dopo aver fatto il primo matrimonio, hanno organizzato ancora un ricevimento, e cosa hanno fatto? Sono andati a prendere quelli per le strade. Loro evidentemente, lavorando nel territorio, conoscevano e sapevano, sono andati a prendere quelli per le strade. Forse ce l'ha detto anche Gianni, no? Mi pare di ricordare. Li hanno puliti, li hanno lavati, li hanno sbarbati, li hanno pettinate, vestite di nuovo. Queste persone che non sapevano neanche cosa forse stavano facendo, le hanno portate in chiesa, sono arrivate lì, hanno assistito al matrimonio e dopo hanno fatto festa con gli sposi. Proprio l'applicazione della parabola. Beniamino è un grande. L'applicazione della parabola alla lettera: andate per le strade, per i crocicchi e portate le persone perché c'è una grande festa. Ecco, una chiesa attiva è anche questa, l'esortazione che mi do e che do anche a ciascuno di voi, che possiamo essere attivi, trovare i canali, i metodi, i mezzi. Ecco, sappiate che nel momento che ti prendi un impegno nel servire il Signore, non a tutti andrà bene. Ripeto, non a tutti andrà bene. I primi che ti diranno qualcosa che non va, spesso e volentieri sono i tuoi fratelli e le tue sorelle. Ma potresti fare così, ma dovresti fare quello, ma perché hai fatto così, ma perché? Però se il Signore ti dà questo messaggio, ti dà questo desiderio, ti dà questa opportunità, tu falla. Potremmo anche sbagliare, certo, ma il Signore guarda i cuori. Ci alziamo in piedi e che il Signore ci benedica. Amen. Fratello Ottavio, vieni avanti. Funziona? Bellissimo messaggio, vero? Adesso io vorrei concludere, mancano 10 minuti, chiedo al gruppo di salire con un canto di adorazione, lasciamo fare allo Spirito Santo. Il messaggio è stato chiaro, il Signore parla sempre con noi, penso che abbia parlato molto alla sua Chiesa stamattina. E il Signore ha detto, il Signore non ci chiede il nostro 50%, il nostro 80%, ci chiede il 100%. E come diceva il nostro pastore tempo fa, il Signore ci ha dato un foglio in bianco, noi dobbiamo mettere la firma sotto e quello che ci darà da fare dovremo fare, ma sarà la nostra benedizione. E il messaggio è stato chiaro, dicevo, io penso che il Signore abbia parlato ai cuori. A Mosè l'ha chiamato che aveva 80 anni, ad Abramo a 99 anni gli ha detto cammina in integrità davanti a me, sii integro. Quindi certamente il messaggio è per i giovani, ma anche per chi vuole continuare a servire il Signore. Se lo Spirito Santo ti mette nel cuore di richiedere un rinnovamento della tua unzione, del tuo
noi abbiamo un Signore che ci manda di gloria in gloria, non è mai finita con il Signore. La gloria del Signore è sempre più grande di quello che possiamo immaginare e pensare. E se ti senti giovane o meno giovane, di chiedere al Signore un rinnovamento spirituale, un'unzione nuova, fresca. Se vuoi venire davanti, vieni davanti, pregheremo per te. Se no, stai al tuo posto, il Signore sa ogni cosa e il Signore ci benedica veramente. Mio Gesù, Signore, nessuno è come te, per sempre io ti loderò, perché tu solo degno sei. Rifugio sicuro, sempre in te troverò la vita mia, ciò che è in me, io l'ho dedicato a te. Gridiam di gioia, Signor nostro Dio, tutta la terra gioisca con noi, ed il creato prostrandosi a Lui, grida santo è il tuo nome, canto con gioia sapendo che in te ho grandi promesse, il tuo amore per me non basta l'eternità per amare te. Mio Gesù, Signore, nessuno è come te, per sempre io ti loderò, perché tu solo degno sei. Rifugio sicuro, sempre in te troverò la vita mia, ciò che è in me, io l'ho dedicato a te. Gridiam di gioia al Signor nostro Dio, tutta la terra gioisca con noi, ed il creato prostrandosi a Lui, grida santo
Alleluia, Signore. Signore è fedele, è grande, è veramente meraviglioso, Signore. Noi vogliamo ringraziarti, Signore, per questa parola meravigliosa di questa mattina, Signore, perché tu hai unto, Signore, i tuoi servi, Signore. Come diceva il fratello Mariano, Signore, i servi siamo noi, Signore, e ti serviamo. Noi siamo il canale e lo strumento, Signore, affinché possiamo arrivare ai cuori, affinché possiamo arrivare, Signore, a ogni persona. Ti vogliamo ringraziare ancora per questa domenica, per il corso di questa giornata, Signore. Grazie per questa parola. Vi benedico tutti nel nome di Gesù. Amen. Buona domenica.